vincitrice di Miss Muretto 2011, 58esima edizione di Alassio, è... aprite pure le buste, ragazze. La numero 14, Liliana Popescu. Penso che non mi sono ancora svegliata da questo sogno che lo sto vivendo qui. Sono molto felice che sono riuscita ad giungere qui. È stato il mio sogno da tanto tempo, quindi adesso mi sento troppo felice. Non me lo sono aspettata. Non ci si ricorda da quanto tempo non vinceva una ligure questo concorso? Tu non sei ligure ma vivi a Bordighera. Allora, l'anno scorso ho sentito, però anche gli altri anni quando venivo qui sempre che sentivo di questo concorso, e quest'anno non lo so cosa mi ha detto dentro di interessarmi un po' di questo concorso qui. Adesso andrai nello spazio tra le altre cose. Sì, mi piacerebbe tanto. Spero che il Miss Muretto mi aprirà tante porte nel mio futuro. Sua figlia è la nuova Miss Muretto. Non mi viene a credere, l'ho sempre fermata, però è stato il suo sogno da piccola, voleva e alla fine è arrivata. La fascia non è più sulle tue di spalle. È vero, la fascia è su una bellissima ragazza, Liliana, a cui auguro tanta fortuna perché veramente se lo merita e Miss Muretto porta fortuna. Sono contenta. Miss Muretto mi ha formata, mi ha fatta crescere, quindi mi porto dietro un'esperienza fantastica, mi porto dietro persone fantastiche, una famiglia mi porto dietro, quindi io non la lascio dietro, per me Miss Muretto mi rimane sempre nel cuore e me la porterò avanti.